nuovo corso di quest'anno 2025-2026. Siamo con Luciana e oggi vi prepariamo la prima ricetta del corso, che sono le pavassinette di Iglesias. Luciana adesso ci legge gli ingredienti. Allora, per le pavassinette ci vogliono 250 g di mandorle macinate, 150 g di zucchero semolato, 65 g di sava diluita con 20 g circa d'acqua, 150 g di uva passa, 10 g di seme d'anice, la scorza di un'arancia grattugiata, un cucchiaio di cacao amaro, 25 cc di liquore, sambuca, anice, quello che avete, e un po' di farina per infarinarle una volta che è fatta la forma. Acqua 100-120 g. Allora, per la glassa ci vogliono un albume, 200 g di zucchero e 100 g di acqua. Allora, incominciamo mettendo l'acqua in un tegame con lo zucchero, lo mettiamo a bollire fino a quando arriva a una temperatura di 120 gradi. Poi montiamo un bianco a neve. Una volta fatto lo sciroppo lo incorporiamo a filo nel bianco dell'uovo, sempre girando, montando. Scaldiamo la sacca, mettiamo lo zucchero, lo facciamo sciogliere, forse un po' troppo grande, una padella? No, perché vedi che non è fatto? Vabbè, però quando deve sciogliersi lo zucchero, poi come scioglie le copre. Adesso aggiungiamo l'arancio. Adesso aggiungiamo le mandorle, mettiamo il liquore, aggiungiamo il liquore, aggiungiamo il seme d'anice, aggiungiamo il cacao amaro. Infine mettiamo l'uvetta. È pronto l'impasto quando si stacca dalle pareti del tegame. Adesso il composto si è staccato dalle pareti della padella e lo togliamo dal fuoco. Adesso facciamo sfredare il composto, poi facciamo le forme. Facciamo delle polpettine da 30 g circa, le infariniamo e poi facciamo le forme.